Buonasera a tutti, direi di iniziare e vi ringrazio della presenza. Il Centro Corniglianese di Storia e Archeologia così conclude quest'anno con il terzo incontro questa idea di parlare delle antiche città portuali dell'Alto Adriatico. E questa sera la dottoressa Laura Pasì presenterà la Treviso romana e la Treviso veneziana, quindi la Treviso collegata al fiume con la laguna, quindi la storia dei fiumi navigabili che abbiamo qui nell'Alto Adriatico. Per noi sono stati tre incontri molto importanti. Abbiamo conosciuto Pordenone con il suo fiume, Concordia, Sagittaria e Portogruaro, e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci ha dato la disponibilità della sala, il Lions Club di Conegliano come patrocinio e l'ANA, l'Associazione Nazionale Archeologi, per il patrocinio, e quindi non mi resta che lasciare la parola a Laura Pasì e a Michele Zanchetta, archeologo, anche lui è impegnato con l'Associazione Nazionale Archeologi, era segretario? Direttore, quindi anche lui ha i suoi impegni associativi. Bene, a tutti voi buon ascolto. Bene, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Siamo appunto all'ultimo appuntamento, parleremo come sempre del legame tra civiltà e acqua, che abbiamo affrontato in ordine appunto con Pordenone, Concordia e Treviso, e arriviamo su Treviso, città della pianura, una città di una pianura che in età preistorica, alla fine della glaciazione, si era ricoperta di un enorme bosco paludoso, quelle che vengono chiamate foreste planiziali, di cui purtroppo non è rimasta quasi più traccia in tutta la pianura padana, e in alcune di queste zone durante l'età preistorica, stiamo parlando, non parlo in particolare di Treviso ma molto più ampio, durante l'età mesolitica, ormai alla fine della glaciazione, c'è comunque la prova del passaggio della frequentazione dell'uomo. Perché? Perché le paludi sono delle economie di sussistenza fondamentali, si può andare a caccia, si può andare a pesca, si può raccogliere cibo. Perché mi piace porre l'attenzione su questa cosa? Perché per noi adesso Treviso è una città d'acqua, perché lungo il fiume, ma in realtà in antico era diverso. La situazione che vediamo adesso è anche frutto del lavoro dell'uomo, millenni di bonifiche, di canalizzazioni, di deviazioni che hanno portato alla formazione di un genere di ambiente completamente diverso di quello che era alla fine della glaciazione. Quindi in uno di questi punti della pianura sappiamo da ritrovamenti archeologici che sono conservati anche al Museo di Treviso, di Santa Caterina, nella sezione archeologica, troviamo una serie di frequentazioni che coincidono con cosa? Con la presenza dell'acqua. Punti rialzati della zona attuale di Treviso, non dovete immaginarla come adesso, però sappiamo della frequentazione da parte umana. Questa cosa va avanti anche per delle tracce neolitiche, età del bronzo intorno al 2000 avanti Cristo, stessa cosa ma molto più strutturata, comincia a cambiare qualcosa, è la Treviso paleoveneta, che comunque è il primo accenno di insediamento, sino ad arrivare, e qui lascerò la parola a Laura, sulla Treviso romana e Treviso veneziana, con una piccola accortezza che vi cerco di far ricordare. Abbiamo avuto nel primo incontro una guida, nel secondo incontro abbiamo avuto un archeologo, il direttore dei musei di Concordia, questa volta abbiamo Laura, che conoscete in molti, che oltre che essere una guida è anche una storica dell'arte. Quindi avremo un altro modo di porre l'accento sull'importanza di questo
di questi aspetti dei reperti, dell'insediamento. Perché? Perché chiaramente è importante per fare una istituzione onesta a livello culturale andare ad attingere tutte quelle che sono le conoscenze e anche le declinazioni, perché la cultura chiaramente porta ad ampliare. Sarebbe interessante anche in futuro vedere come potrebbe pensare un antropologo specializzato in insediamenti. Questo potrebbe portare, è un invito che faccio al Presidente e a tutto il direttivo dell'associazione per pensare a un futuro incontro. Adesso però vi lascio nelle parole di Laura, che saprà sicuramente, se non sviene adesso per la tosse, saprà sicuramente catturare la vostra attenzione. Abbiamo anche delle immagini e vi racconterà la storia a partire dalla Treviso romana, giusto Laura? Sì, più o meno. Benissimo. In realtà non so ancora che cosa dirò, però adesso vediamo insieme. Nel senso che chiaramente quello che dovrò fare io stasera è una riduzione dei contenuti. Il concetto non è parlarvi della Treviso romana, non è parlarvi della Treviso veneziana, ma quello di farvi capire che tutte queste civiltà si sono collocate in questo luogo proprio per la presenza dell'acqua, come diceva giustamente lui prima. E per questo ho voluto cominciare con questa prima immagine che riguarda proprio uno dei due fiumi che caratterizza questo centro storico, che è il fiume Sile, l'antico fiume Silis, che viene nominato per la prima volta da Plinio il Vecchio nel terzo capitolo delle Naturalis Historiae, e che Burchiellati, che è stato uno storico di Treviso che è vissuto nel 1600, dice derivare il suo nome da silent, silente, perché fa riferimento a questo andare placido, no? Che si sviluppa. Ho fatto io con i miei alunni quando insegnavo il rafting sul Sile, vi assicuro che bisogna spingere per scendere perché è veramente molto molto tranquillo. In realtà questa non è l'origine del nome, adesso si punta di più su un termine pre-romano che potrebbe essere salera, che significa acqua che scorre in un canale, o altrimenti da una parola indoeuropea che è sel, che vuol dire spruzzare, sprizzare, che potrebbe fare riferimento al fatto che è acqua di risorgiva. A me è venuto in mente se il Seltz si chiama così per quello, ma forse è troppo. In tedesco sprizzare vuol dire spruzzare, in tedesco per quello si chiama così. Vabbè, non sono linguista. Avevo fatto riferimento, ma questo non c'entra con quello che dobbiamo dire noi oggi. Fatto sta che il Sile, che nasce appunto, è il più lungo fiume di risorgiva di tutta Europa e che nasce poco fuori a Treviso, anche se in realtà sono diverse le fonti che alimentano un'acqua che nel giro di pochissimi chilometri diventa assolutamente abbondantissima, veramente nel senso della parola. È proprio un fiume che ha caratterizzato la storia, che io concepisco sempre un po' come la via di trasporto, un po' come l'autostrada dei secoli antichi che portava dalla laguna fino alla nostra città. A proposito proprio che è stato dell'attenzione dei veneziani che avevano avuto nei confronti di questo fiume, nel 600 l'hanno deviato. Una volta si arrivava a Porte Grandi, e adesso invece se si arriva a Porte Grandi si prende quello che è il Silone, che è un canale artificiale, perché il Sile è stato spostato su quello che era l'antico alveo del Piave, che a sua volta è stato spostato, perché sapete che i veneziani erano molto attenti alla regimentazione dei fiumi per impedire che la laguna fosse occupata. Ma al di là di questo, noi sappiamo che proprio lungo il Sile, lo sappiamo soprattutto grazie al Baio, sono stati fatti, e non solo lui, sono stati fatti degli importanti ritrovamenti proprio di presenza umana nel periodo pre-romano, proprio per la funzione vitale che ha quest'acqua. E quello che però è certo è che questo fiume è tanto importante per la storia di Treviso, perché tutta la storia antica di questa città, che diciamo dall'epoca soprattutto del bronzo, diciamo dal XIII secolo a.C. più o meno, fino all'epoca dell'Alto Medioevo, si è sviluppata in quella che i trevisani chiamano i Cagnani, che sarebbero praticamente i vari corsi che voi vedete qui segnalati del secondo fiume di Treviso, che è il Botteniga, che noi vediamo entrare in città e da nord e poi diventare affluente del Sile, che invece passa nella parte meridionale. E tutta quella che è l'antica frequentazione di questa città si trova proprio in questa zona, e noi lo sappiamo perché
non solo appunto nel 1873 il Vailo darà origine a quelle che sono le raccolte civiche grazie proprio alle cose che aveva trovato o scavando, o perché gli avevano regalato, perché aveva comprato sul mercato antiquariale, ma lo sappiamo perché soprattutto nel periodo tra le due guerre e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale sono stati fatti molti scavi, anche in tempi molto recenti, che sono cominciati negli anni 70 nella zona qui vicino alla Calmaggiore, al Palazzo dei Signori, ma hanno riguardato anche il Colle di Sant'Andrea. So che fa ridere parlare di Colle Treviso, però in realtà ci sono 3 ondulazioni che sicuramente adesso sono meno avvertibili che nei secoli passati, ma che si sentono, cercherò di parlarvene lungo il percorso che noi faremo. Poi hanno scavato nella zona di via San Pio X, che è quella che porta verso la chiesa di San Nicolò, praticamente partendo da piazza Pola, scendendo da questa parte, dove hanno trovato reperti molto importanti. Hanno trovato reperti in via 20 settembre, insomma sul Colle di Sant'Andrea tantissimi, cioè, ogni volta che scavavano veniva fuori qualcosa. Negli anni 90 addirittura hanno trovato la presenza di 2 domus romane vicino a via Manin, per cui noi sappiamo di questa frequentazione importantissima. E se vogliamo riassumerla in maniera molto riassuntosa, si vede che quelle che sono state le presenze più antiche si erano stabilizzate dove c'erano questi 3 rilievi, perché chiaramente i popoli cercavano di stare vicino all'acqua, perché l'acqua è vitale, perché l'acqua fornisce difesa, perché per 1000 motivi, ma siccome l'acqua tende a esondare, chiaramente si mettevano nelle parti più alte, no? E si vede che quando c'è un incremento della popolazione, questi abitati tendevano a scendere verso la parte più bassa, e che quando la popolazione si contraeva per diversi motivi risalivano nella parte superiore e hanno fatto un po' su e giù come una fisarmonica fino all'epoca romana, che è quella da cui io devo cominciare, e nel momento in cui è stato fatto un importante lavoro di bonifica, che è avvenuto soprattutto grazie alla palificazione del territorio, ma anche grazie all'utilizzo di cocciapesti, di materiale di recupero che è stato rinvenuto, proprio per riempire quelle che erano le parti più basse, quelle che erano state fatte scavare da tutti questi canali che passavano. E noi sappiamo che in epoca romana, e questa è una mappa che più o meno ci fa vedere quello che era il centro storico, ci devono essere stati 2 momenti diversi di urbanizzazione. Vi dico già che tutto quello che io sto dicendo è un'ipotesi, cioè nel senso che ci sono idee contrastanti con teorie contrastanti. Ho cercato di seguire quelli che sono i 2 filoni principali, però è stato abbastanza accettato e accreditato che ci sono stati 2 momenti importanti. Uno che si colloca nella fine tardo repubblicana e che ha visto la costituzione di Treviso nella zona che voi vedete qui, che era quella già abitata nei secoli precedenti, e che ha si possono vedere quelli che sono reticolati stradali che sono più approssimativi. E una invece che noi possiamo stabilire in epoca augustea, che è andata ad incidere sulle zone periferiche che, siccome erano meno abitate in quel momento, le hanno potute realizzare in maniera più precisa, per cui abbiamo questi rettangoli, vedete, che sono abbastanza omogenei nello sviluppo della città, che è quella che ha compreso la zona che si trova, diciamo, attorno al Duomo, nella zona retrostante, ma anche quella che scende appunto verso via Castelmanardo e via Manin da questo lato. E vediamo che in ogni caso si era sviluppata all'interno di quelli che sono i corsi d'acqua e che era caratterizzata dalla presenza di alcune strade principali, che poi cercheremo di capire quali erano, perché veramente le idee sono molto contrastanti da questo punto di vista. Probabilmente questa città era fornita di 4 porte, che corrispondono tra l'altro ai passaggi dei fiumi che voi vedete in questi 4 lati. Sicuramente c'era una necropoli che era posta appena fuori della zona del Duomo, di questa zona qui, e le monete che si trovano in museo testimoniano degli scambi commerciali che erano importanti. Probabilmente era anche una cava di argilla che veniva venduta anche nelle zone limitrofe, per cui sappiamo che era sicuramente una città di una certa importanza, ma poi vedremo le cose un pochettino con calma.
E quello che, la prima cosa che ci dovremmo chiedere è però perché Treviso si chiama Treviso. E già qui, momento di panico, nel senso che ci sono, anche ogni volta che c'è la toponomastica, viene fuori il mondo, scartando ma proprio in maniera elastica le stupidaggini tipo quelle dei tre visi che sorvoliamo, le due ipotesi che potrebbero essere più accreditati dell'antica Tarvisium è che potrebbe derivare dai primi tre vici, cioè dai primi tre villaggi che si erano costituiti su queste montagnole che si trovavano all'interno della città, o che derivasse dalla parola Tauros, anzi era il toro delle tre gru dicevano, perché era un riferimento a un mito antico, ma che in ogni caso, guarda caso, parla del toro che è sempre stato il simbolo dell'abbondanza già dall'epoca egizia, voglio dire, per non parlare di quella greca, della fertilità, di tutto ciò che è positivo da questo punto di vista, e delle gru che si rifanno alla presenza dell'acqua, che qui è sempre stata assolutamente fondamentale. E quello che però io vi posso dire di questa città è che probabilmente già nel I secolo a.C. era iscritta alla tribù Claudia, esattamente come Asolo. Però sappiamo anche che in epoca augustea non viene nominata tra i municipi del nostro territorio. Eppure noi sappiamo che lo era di sicuro. Perché? Perché sono state trovate delle documentazioni che ci parlano di quello che era l'ordine dei decurioni, che era il senato locale, ma soprattutto, e questa è la foto che vi sto facendo vedere, di un'iscrizione che si trova al museo di Santa Caterina, del quattorvirato, che era la massima magistratura, per cui non avremmo avuto queste cose se non avessimo avuto il municipio romano, per cui è attestato. E quello che però vi devo dire è che io oggi, siccome abbiamo già avuto un incontro con quella che è stata la curatrice dei musei civici, la Eleonora Dragoc, che ci ha parlato dell'importanza della costituzione di questi resti, io oggi non vi parlerò tanto di questo, ma da brava guida vi voglio portare in giro in maniera un po' virtuale per scoprire quello che di romano si può ancora vedere all'interno della città, e quando non si può più vedere ve lo racconto. Per esempio, la prima attestazione che ci ricorda anche dell'attenzione che la Repubblica Veneta ha avuto nei confronti della storia passata e di quella che è stata la città romana, risale al 1773, perché su quella che era la loggia dell'antico Palazzo dei 300 di Treviso, che adesso vi farò vedere, era stata esposta un'iscrizione che era venuta alla luce nel Settecento lavorando per ristrutturare questo palazzo, che è Palazzo Federici, che si trova vicino alla Madonna Granda. E per fare questo palazzo, che evidentemente è rinascimentale, abbiamo usato come pietra di recupero un'iscrizione che era stata posta qui. Questa ve lo faccio vedere perché è un'immagine di com'era il Palazzo dei 300, che era questo sulla sinistra, non era questo, perché quello che noi chiamiamo Palazzo dei 300 era il Palazzo della Ragione. Quando abbiamo vissuto questo, il nome è transitato sull'altro, ma questo era il Palazzo dei 300. E qui loro avevano collocato questa iscrizione, che purtroppo poi è andata perduta, ma che è un'attestazione importantissima della Treviso romana, del municipio romano, che parlava dell'esistenza a Treviso di un tempio dedicato a Iside regina. E questo fa parte di quella fascinazione dell'antico Egitto che tutti noi abbiamo subito già all'epoca dei Romani, quando i Romani avevano conquistato questa zona. Ma dove scusate, ti interrompo, sì. Mi permetto Sì. di prendere spunto da due punti che hai enumerato Sì. bene. Innanzitutto la della città d'acqua. Treviso, città d'acqua, Sì. Ritorniamo sempre su questa cosa qui, ma talmente importante che tu hai citato giustamente Plinio, Sì. che dice che c'era un fiume che si chiamava il Silis. Silis, cioè il fiume Sile, che tra l'altro nella frase dice che viene dai monti di Treviso. Sì. Noi sappiamo benissimo che il Sile non viene dai monti di Treviso, e tanto meno sappiamo che Plinio non era cretino senza fidarsi. Cosa semplicemente in antico, in età antica, per spiegare un po' questa cosa qui, in età antica il Sile e il Piave avevano dalla zona est di Treviso avevano un corso comune, perché il Piave si univa al Sile e poi continuava, come giustamente ha detto Laura, spostando, ha avuto vari corsi nel corso della storia il Piave.
si è spostato probabilmente prima del X secolo verso l'attuale passaggio che ha attualmente il Piave, però anticamente si univa al Sile. Ecco perché Plinio, dal suo punto di vista, quello per lui era il Sile, che veniva dai monti di Treviso, come è effettivamente il Piave. Il fatto che per lui ci fosse anche delle polle di pianura di lui sorgiva, per lui era una cosa altamente secondaria e poco importante. Però vedete quando è importante anche la presenza di un fiume che comunque con la sua potenza, e abbiamo visto che le alluvioni che interessano tutto il nostro territorio, possa cambiare assolutamente il territorio. Un'altra cosa che volevo dire è che parlando delle origini, Sì. abbiamo un'origine leggendaria comune, come al solito si cerca sempre di scomodare qualcuno sull'origine di Treviso. Come c'è la leggenda, era fiorita la leggenda che un compagno di Enea proseguendo, che poi compagno di Antenor che fonda Padova, continua e arriva fino a Conegliano, Giano, e per quello il colle di Giano, questa leggendaria. Anche su Treviso la stessa cosa, un compagno di Enea che a quanto pare c'era questa necessità di darsi questi nobili e antichi nascite, e quindi naturalmente volete che Treviso non ci sia un troiano che fugge e non fonda Treviso, quindi abbiamo troiani a Padova, Treviso e Conegliano, se ne scopriranno degli altri forse, non so se secondo me avevano un problema di occupazione perché non potendo più combattere dovevano rispiegarli fino alla pensione. Evidentemente sì. Allora vi dicevo, la domanda è: ma dov'era il tempio di Iside? Che è la grande domanda, perché in realtà anche qui cominciamo a avere le ipotesi, nel senso che c'è qualcuno che dice che sorgeva dove adesso c'è la loggia dei Cavalieri. E ci sono altri che dicono che invece dove c'è la loggia dei Cavalieri c'era l'antica basilica romana, di cui la loggia dei Cavalieri avrebbe in qualche maniera ripreso quelle che erano le funzioni. Io la risposta non la so. Quello che so di certo è che quando hanno costruito questa loggia nella seconda metà del 1200, attorno al 1270, era un periodo in cui avevamo sconfitto da poco gli Ezzelini e a Treviso c'era il libero comune, non l'hanno costruita qui per caso, l'hanno costruita in un luogo dove si incrociavano due importanti vie cittadine che qualcuno sostiene essere il cardo decumano romano, e l'hanno costruita con materiale romano perché doveva essere il simbolo della renovatio imperi, per dire che loro avevano riportato alla grandezza del municipio romano quella che era la città di Treviso. E se voi guardate questa loggia con un po' di attenzione, al di là di queste pilastrini che sono tutti attorno al 1260-70, Treviso ne è piena, secondo me avevano un unico rivenditore perché sono tutte uguali nella città, ma se voi la guardate con attenzione vi accorgerete che oggettivamente hanno usato materiale più antico, come per esempio tutte le pietre che sono qui sul lato, che si vede chiaramente essere forate perché venivano impilate una nell'altra, oppure la famosa colonna centrale, dove io faccio sempre i complimenti a chi ha fatto il calcolo per tenere su questo soffitto, perché nonostante le bombe è lì dal 1270, e voi vedete che è formato in realtà da due colonne che hanno lo stesso diametro, di cui questa più chiara è sicuramente successiva, però questa è più bassa, quella più scura potrebbe essere quella del Tempio di Iside, come sostengono tantissimi. E quello che è certo è che questo posto nell'antica Roma era uno dei principali, perché si trova proprio tra il Colle di Sant'Andrea, che è uno dei rilievi che si affaccia poi sul Sile dall'altra parte, e appunto la strada che qualcuno dice essere il cardo romano e qualcuno dice essere il decumano romano, e io qua non ne vengo fuori, cioè nel senso che l'ho provato a vedere in tutte le maniere, ma voi vedete perché proprio camminando verso Piazza dei Signori si avverte anche da questa fotografia che c'è una leggera tendenza, perché appunto dove ora c'è la Piazza dei Signori c'era probabilmente il foro romano, anche se era un po' spostato, nel senso che andava dalla Piazza dei Signori verso quello che è la piazza dietro, che è la Piazza del Monte di Pietà. Ma se noi facciamo la passeggiata andando in questa direzione e passiamo sotto la loggia di quello che oggi noi chiamiamo il Palazzo dei 300, troviamo l'immagine del santo protettore di Treviso, che è San Liberale. Chiaro che questa statua non è romana, perché l'ho messa? Per far capire che ogni tanto anche la devozione dei santi ci racconta una storia magari
un po' favoleggiata, perché noi dobbiamo risalire a Ramballo degli Azzone Avogadro, che è uno storico del Settecento, che dice che la storia di San Liberale è stata confezionata probabilmente nel X secolo utilizzando anche storie di santi precedenti, e che compare solo in un manoscritto del 1300, ma dove si dice che questo giovane, che era di una famiglia altolocata, era originario di Altino e che era un santo che si è convertito al cristianesimo, che è morto di malattia, tra l'altro non è neanche morto combattendo, e le cui reliquie sono arrivate a Treviso durante le invasioni dei famosi Unni, da cui appunto Altino non si sentivano al sicuro, e sono venuti, hanno fatto il percorso contrario, le reliquie sono venute qui da noi. Chissà se è vero, non lo possiamo sapere questa cosa. Noi sappiamo che abbiamo le reliquie, sono conservate nella cripta della cattedrale, ma quello che è certo è che collega la città di Treviso alla città di Altino, e soprattutto attesta un'importanza notevole in epoca romana, per cui evidentemente la consapevolezza di questo centro importante c'era anche nei secoli successivi. Ma andiamo avanti e prendiamo quella che noi oggi chiamiamo la Cal Maggiore, che è la Callis Maio, la strada principale della città, che dall'epoca comunale in avanti ha avuto il compito di unire quello che era il centro religioso. Laggiù in fondo voi vedete comparire la torre che è stata riciclata come campanile della cattedrale, con il centro civico, perché dove, insomma, da questa parte c'è il Palazzo dei 300. Ecco, se voi camminate lungo questa via, al numero 10, se non mi ricordo male, si apre la galleria della strada romana, dove voi potete leggere questa scritta che dice che qui a 3 metri di profondità, in corrispondenza al Cal Maggiore, si conserva breve tratto del cardo massimo della Romana Tarvisium del I secolo d.C., perché molti pensano che appunto il Cal Maggiore sia l'antico cardo che si intreccia con via Martiri della Libertà, dove c'è la loggia dei Cavalieri, che veniva chiamato il Quadrivium, che è stato chiamato il Carrubio per tantissimo tempo. Ma ci sono anche persone che pensano che invece il Carrubio non si trovasse lì, ma fosse l'antico nome di Piazza dei Signori. Perché? Qui vi dico una cosa che purtroppo non abbiamo più la persona che la sostiene, perché è morto prematuramente 40 anni fa, ma a Treviso c'è stato uno storico molto importante, che era stato anche dichiarato sovrintendente onorario, che aveva fatto molti scavi nella città trevigiana e era venuto, aveva trovato anche delle cose molto interessanti. Per esempio nel 1966 aveva scavato in via 20 settembre, che è praticamente, quando voi venite dalla stazione prendete via del Popolo, voi avete 2 strade, a un certo punto c'è un bivio, no? Dopo Piazza Borsa, o andate dritti, arrivate alla loggia dei Cavalieri, o andate a sinistra e arrivate direttamente in Piazza dei Signori, quella è via 20 settembre. E lì una volta c'era la vecchia sede della pasticceria Sommariva, che poi si è spostata sul Ponte di San Martino e poi l'hanno sostituita con il McDonald's, lasciamo stare, che non importa. E lui aveva fatto dei lavori in quella pasticceria e aveva trovato dei basolati di una strada romana, ai quali 7 anni dopo, facendo i lavori appunto in questo palazzo dove c'è un negozio, vengono rintracciati altri basolati, e lui fa una teoria che questa strada, cioè via 20 settembre arrivando in quella direzione, fosse in realtà una delle 2 strade, uno del Cardo e del Decumano, che si incrociavano dove? Dove adesso c'è la torre civica di Piazza dei Signori. Se voi avete presente, la torre civica non è in linea con i palazzi, è spostata, e c'è qualche storico che dice che in realtà quella torre è stata costruita sui basamenti di una torre romana che si trovava all'incrocio tra il Cardo e il Decumano. Perché? Perché quel tratto che lui ha trovato qui sotto quasi 3 metri di materiale di esondazione senza nessun detrito, sopra il quale è stata costruita la città medievale, e probabilmente tutto questo materiale è arrivato con quella esondazione di cui parla Paolo Diacono, che è stato un importante storico di epoca longobarda nella seconda metà del VI secolo. E l'indicazione appunto dei basolati che sono stati trovati qui vanno a coincidere, proprio tirando le rette, in Piazza dei Signori, per cui lui sposterebbe quello che è l'incontro tra il Cardo e il Decumano lì, ma direbbe che siccome è spostato di circa 30 gradi rispetto a quello che è il Cal Maggiore di adesso,
e dice che appunto il Calmaggiore è il decumano, non è il cardo. Però io penso che possiamo stare qua a discutere per una vita su questa cosa qui, perché se voi guardate la mappa di Treviso, normalmente il cardo va da nord a sud, il decumano va da est a ovest, e i nostri sono storti di esattamente 45 gradi, cioè non neanche l'avessero fatto apposta, per cui qualsiasi cioè si può veramente discutere, però molti pensano che in realtà era il decumano. Fregonese purtroppo non c'è più perché è stata veramente una persona tanto capace e tanto brava, le sue teorie sono rimaste in un gruppo di amici e non sono più state sondate e non se ne parla più, però potrebbe essere l'occasione per rilanciare il sasso. Per esempio la strada che lui aveva trovato sotto Somariva è stata pubblicata in un libro recente di Giovanni Roman, dove fa una teoria su un'altra strada romana, per cui si può vedere quello che lui aveva trovato. Ma vi dico, io non sono archeologa, per cui vi dico che parlare della Treviso romana è un campo minato, perché c'è ancora tantissimo da scoprire, però qualche cosa ce l'abbiamo in giro. Per esempio il Fregonese, quando trova questa cosa, dice che in questa strada lui ha riconosciuto, dopo vi faccio vedere l'iscrizione originaria, questa l'hanno messa vicino alla galleria della strada romana, un'iscrizione che è tornata alla luce nel 1760, in cui dicono 4 liberti, e dicono si vantano, loro facevano parte dei Severi e si vantano di aver costruito una strada con marciapiede che andava dal quadrivium al muro, per cui questo già ci dice che in epoca romana questo muro ci deve essere stato, e è già una indicazione, ma di questo parliamo dopo. Andiamo avanti ancora. Pochi metri dopo, voi percorrendo il Calmaggiore, incrociate sulla sinistra questa via che porta verso Piazza Pola e poi scendendo via Castelmenardo fino ad arrivare a Piazza San Pio X, dove hanno fatto tutti i ritrovamenti di cui vi parlavo prima. Se invece andate verso destra c'è Piccolo della Torre, che si chiama così perché dove adesso c'è la piazzetta della Torre qua giù in fondo c'era un'enorme torre che si chiamava la Torre Rossignona, che è stata demolita nel 1798, nella quale hanno trovato tantissime iscrizioni romane che erano state utilizzate come materiale di recupero, che adesso si trovano nei musei civici, e un bellissimo frammento di pavimento musivo, ma grande perché erano 9 metri per 8, fate conto, per cui molto grande, di cui qui abbiamo un particolare che è conservato in museo e che è uno dei tantissimi mosaici che sono stati trovati nella città, perché per esempio qualche anno dopo, scavando il Corso del Popolo, all'altezza di dove adesso c'è il negozio delle scarpe, se avete presente, hanno trovato, vi mostro una bruttissima fotografia, però un altro mosaico che si trova all'interno del museo che ci parla di una città che aveva edifici con decorazioni appunto musive decisamente importanti, per cui sicuramente una città molto ricca. Ma andiamo avanti ancora, e siamo sempre sulla Calmaggiore, siamo su un edificio medievale che poi è stato ristrutturato nei secoli precedenti, e a me fa impazzire questa cosa che a Treviso quando scavavano veniva fuori qualcosa di romano carino, perché buttarlo via e lo attaccavano sui muri. Voi andate in giro, ci sono robe dappertutto. Io loro chiamo Carlo e Alice, perché se lei è la moglie e lui è il marito, avete già capito chi comanda in famiglia, gli vedete le dimensioni, ma c'è qualcuno che è più buono di me e che dice che forse lei è la madre e lui è il figlio. Non sappiamo. Perché non lo sappiamo? Perché questa, che è l'edicola funeraria, è arrivata a noi senza l'iscrizione che normalmente c'è sotto e che ci dice chi erano questi personaggi, edicole che potevano essere messe o lungo le vie che portavano alle città, pensate all'Appia Antica, insomma abbiamo l'esempio più importante, o potevano trovarsi anche in quelle che erano le necropoli, e noi sappiamo che almeno una necropoli a Treviso c'era, e che era all'esterno di quella che noi adesso chiamiamo la Roggia, cioè dopo il ponte di San Chiliano, che dopo vi farò vedere. Ma vado avanti ancora e arrivo al Duomo. Sulla l'abside del Duomo, sulla facciata diciamo la parete occidentale, compare questa bellissima menade, dove però la scritta che voi vedete sopra non è coeva, perché probabilmente non sappiamo bene a che periodo risalga. Qualcuno dice che è di epoca ellenistica, qualcuno dice che si trovano già queste figure in epoca acustea, che molto spesso decoravano anche le urne funerarie, e siamo sempre vicino alla zona che era quella funeraria di Treviso. Quello che è sicuro è che è una ballerina, anche piuttosto discinta, che è legata al culto di Dioniso, che normalmente veniva citata
per descrivere quella che è una vita eterna dedicata alla gioia e alla felicità, per cui in maniera molto felice. Noi ricordiamo che gli inferi non era l'inferno, ma era solo il luogo dove si andava a vivere dopo, e che è stata trovata bella, è stata applicata su questo muro, e Arturo Martini, il più grande scultore del Novecento, che è nato proprio qui dentro, ha guardato con tanta attenzione questa immagine a cui si è anche ispirato. E certo che metterla là su una chiesa sembrava una cosa strana, per cui probabilmente in epoca rinascimentale hanno aggiunto questa scritta sopra, dove c'è scritto in Ecclesiasticum, vedete che non c'entra proprio nulla, ma hanno cercato in qualche maniera di tradurla e farla diventare una cosa molto ecclesiastica. Molto ecclesiastica. Ma magari se uno non vedeva bene poteva essere una cosa che sia poco molto proprio. Se voi da qui, guardando questa, poi vi girate verso quello che noi chiamiamo il campanile, trovate la riproduzione, perché l'originale ve lo faccio vedere dopo, si trova al Museo Diocesano, che è stata rinvenuta nel 1760, quando hanno restaurato il Duomo di Treviso, la cattedrale di Treviso, che ha origini antichissime e che sicuramente era già stata rifatta lì dove la conosciamo attorno al XII-XIII secolo. Poi ingrandita nel 1500, nel 1700 Giordano Riccati, che usciva dall'Accademia Riccatiana di Castelfranco, decide di dargli la forma che conosciamo noi oggi, per cui prende la chiesa, la rovescia, la apre, e come pietra d'imposta di un arco si trova questa iscrizione, che era quella dei Severi che vi dicevo prima, dove questi liberti, cioè noi stiamo parlando di schiavi affrancati, pensate che carriera avevano fatto, facevano parte di una delle magistrature più importanti della città di Treviso, e appunto si vantavano. Ma guardate che l'abbiamo sempre fatto, perché se voi andate in giro per Conegliano c'è un'iscrizione sulla destra di un podestà che dice: tu che eri sconcia e brutta, io ti ho fatto bella, perché ha lastricato via quella che noi oggi chiamiamo via 20 settembre. Ci siamo sempre vantati dei lavori che si facevano. I romani lo consideravano quasi un obbligo il fare delle donazioni per il bene della città e dei suoi abitanti, non lo facevano per acquisire notorietà, non lo facevano per avere una visibilità, una credibilità, faceva parte del senso civile che avevano all'epoca dei romani. E loro appunto si vantano di aver lastricato questa famosa strada che arrivava ad Murum. Ma quale Murum? Allora ci aiuta il nostro mitico Bailo, che nel 1928 stavano tirando il primo acquedotto della città di Treviso, scavano vicino al ponte appunto di San Iliano, che è quello sulla Roggia, uno dei 3 canali che abbiamo visto prima, quello più esterno, e lui vede di aver visto questa muraglia che appunto aveva approfittato dell'acqua come forma di difesa, e vicino ci avevano fatto la costruzione muraria. Il Netto, che è uno storico di Treviso, dice appunto di aver individuato anche le 4 altre porte sul ponte di Santa Margherita, sul ponte di San Michele e sul ponte al Siletto, che si trovava appunto vicino al ponte di San Martino all'epoca. Però qui abbiamo proprio la voce del nostro Bailo che parla. Questo è il Siletto, per tanto tempo è stato il confine della città, anche se voi dovete pensare che in epoca romana scorreva leggermente più a ovest di dove siamo noi e di dove si trova adesso, e era anche più largo, però è sempre stato considerato nel corso di tutti i tempi la zona di confine, per cui qui probabilmente c'era una delle porte, qui in epoca medievale, non so come dirlo in maniera elegante, ma c'era il cagatoio pubblico, nel senso sono poco serie, nel senso che siccome era l'acqua esterna buttavano tutte le cose brutte, no? Dentro, della serie tanto va via e non importa, perché poi diventa affluente del Sile, e dove diventa affluente del Sile in via Fiumicelli c'erano le scorzerie, che era quello dove si lavorava il pellame, perché sapete che lavorare il pellame ha degli odori che non sono piacevoli, per cui anche quello era stato messo fuori dalla città. È proprio il confine, e proprio qui
in via Manin, che è la parallela, cioè noi la dobbiamo immaginare proprio sulla sinistra di questa immagine, che negli anni 90 sono venute alla luce le due domus, che avevano la parte del giardino verso il Siletto, perché era la parte da cui potevano pescare anche l'acqua. Andiamo avanti, siamo dall'altra parte del campanile della cattedrale di Treviso, attaccati alla chiesa di San Giovanni, di cui qui vedete alcuni mattoni, e qui quasi non si nota perché è veramente nascosto. L'hanno pulito tempo fa perché era coperto proprio di erba, non si riusciva più a vedere. C'è questa sepoltura che può risalire al V o al VI secolo d.C., all'interno della quale hanno trovato i resti non hanno trovato il corpo, però pensiamo che sia una bambina, perché gli abiti erano molto piccoli, perché è stata trovata una crocetta d'oro da pettorale con una pietra incastonata che era un gioiello che normalmente si metteva ai bambini. Hanno trovato delle parti del corredo funerario, tra cui alcuni fili del broccato della veste, che potrebbero risalire al VI secolo, per cui potremmo parlare forse già di una presenza longobarda nel nostro territorio. Ci si potrebbe anche stare, perché adesso vi faccio vedere delle cose che sono dietro, perché io sto proprio camminando lungo il battistero e questa è un'altra immagine, e se voi camminate lungo il battistero, che è stato costruito nel XII secolo, che era la chiesa di San Giovanni Battista, in realtà voi vi accorgerete che tutto lo zoccolo è stato realizzato utilizzando pietre che trovavano lì, perché noi non abbiamo pietra a Treviso, non abbiamo solo l'argilla, per cui abbiamo solo i mattoni. Figuratevi quando trovavano qualcosa di solido se non lo usavano per fare la parte che doveva sostenere. Dovremmo metterci così per poterla leggere bene, ma anche chi l'ha fatto in realtà è talmente rovinata. È stata tagliata in due, sono state messe delle graffe che la tenevano composta, per cui si fa molto fatica anche a leggere il nome. Aspetta che vedo se lo riesco a ritrovare, eccolo qua. Allora, è stata ritrovata nel 1935, vi dico anche perché è carina, perché in realtà la chiesa di San Giovanni era stata completamente circondata di case. Ci sono dei dipinti che fanno vedere il Duomo dove la chiesa non si vede, perché proprio ci avevano costruito tutto attorno. E voi pensate che qui avevano costruito il bar, il caffè dei soldati, per cui quando nel 1935, finita la prima guerra mondiale, demoliscono tutto, dietro una parete fatta di mattoni compare questa iscrizione che era stata proprio murata con la calce, e praticamente hanno trovato che il signore, che si chiama P, però non sono riusciti a svolgere il nome, Brezius, aveva fatto una tomba di cui dice anche le dimensioni del recinto funerario, per lui, per sua moglie e per i suoi figli, per cui questo serviva proprio come indicazione di questa zona cimiteriale che era appena fuori quel ponte di San Chiliano di cui vi ho parlato prima, per cui appena fuori delle mura. Scusami, sì? È interessante se mi torno un attimo indietro questa immagine, perché come giustamente ha fatto notare Laura, qui non ci sono pietre, siamo in piena pianura, bisogna produrre del materiale solido tramite la cottura dell'argilla, e poi bisogna avere anche la cava, bisogna avere tutto un sistema, quindi preziosissimo il materiale, dimostrazione che siccome è un prezioso anche in epoca precedente, cos'è? È il fatto che è stato riutilizzata già in una fase precedente come parte di una struttura. Perché? Perché ha una parte, e questo qua lo si riconosce dal grado di usura, aveva una parte di quella che vedete sopra, che infatti è il pezzo mancante, che è molto più usurata di quella sotto, che probabilmente era coperta dall'altra parte muraria e quindi si è conservato meglio. Ecco perché c'è questa differenziazione sull'usura. Ma perché? Ma anche qua, guardate, basta guardate quel muro lì esposto, vedete quanti mattoni di reimpiego, Certo. Oppure a quanti elementi possiamo trovare in una qualsiasi struttura. Se guardiamo una facciata dove è caduto per esempio l'intonaco, spesso questa cosa qui è fondamentale, specialmente nelle parti basse, per sostenere. La pietra ha una resistenza anche differente rispetto a quella che può essere quella d'impattore. È molto interessante perché dimostra quanto questi pezzi di materiale che derivano da una necropoli, che è anche interessante il fatto riferito alla sepoltura che hai mostrato prima, di quindi V, VI secolo viene detto, sì. Quindi siamo a cavallo tra l'età ostrogota e l'età longobarda, dimostrazione che c'è un continuum delle aree
di sepoltura a necropoli, nella zona nord della città, quindi in età classica, in età tardo antica, diciamo cristiana, ma anche già in età, chiamiamola barbarica, anche se non si usa quasi più questo termine, c'è un continuum. E anzi, ti dico di quella più, zona è destinata a che quella. l'antico cimitero era collocato tra, quello cristiano dico, era collocato tra la cattedrale e il campanile, per cui poi hanno continuato a insistere su quella zona perché evidentemente era una traccia antica. È una cosa fondamentale, quindi sappiamo che comunque quello lì è un asse, sappiamo Sì. che i romani seppellivano lungo le strade, le necropoli erano fuori dalle città, fuori dagli abitati, lungo le strade. Questo ci dà un'idea anche di una città che forse anche a causa dell'ambiente che lo circondava doveva andare a reutilizzare, reimpiegare i materiali, ma rioccupare quegli spazi, perché non è che fosse, cioè noi adesso vediamo tutto attorno a Treviso, bello, tutto a posto, piano, ma non era così. Adesso Laura immagino che affronterà la questione anche delle mura. E quella delle mura mi dà l'idea delle mura cinquecentesche, ci dà l'idea di quella che era la difficoltà anche a Treviso stesso di vivere. Allora, se giriamo attorno alla chiesa di San Giovanni, questa è la facciata, compaiono, vedete che qua continuano a comparire tutte queste pietre che sono state utilizzate, però nelle due parti laterali della porta d'ingresso ci sono questi girali che anche questi, cioè io non l'ho trovato scritto da nessuna parte, però io metterei più in epoca longobarda che romano, perlomeno a cavallo tra le due, ma fatto sta che continuano a essere pietre che vengono utilizzate. Dimmi se la pensi diversamente, perché qui veramente non ho trovato nulla e vado a... Allora, non so se, cioè non dovrei vederla meglio, però non sono un esperto di lettura rapida di queste cose, certamente, però sicuramente sono dati che andrebbero studiati meglio anche per cercare di capire. Certo, devo dire una cosa, per l'età, data la difficoltà di reperire il materiale, spesso questi materiali venivano appunto reimpiegati. È un classico di trovare tipo nelle chiese, nelle facciate delle chiese, che scoprono quando fanno i lavori di restauro che magari gli elementi scolpiti con un fregio, diciamo, medievale, in realtà dietro nascondono il classico Roma, per esempio, dietro magari c'è una bella iscrizione latina che ci dà anche l'origine, ci aiuta anche a capire cosa c'era prima lì. Si chiama riciclaggio anche quello, Un impiego fondamentale. Allora, vado avanti più veloce perché ho visto l'ora. E arrivo dietro, cioè siamo passati davanti al Duomo e siamo in via delle Canoniche, vedete che c'è un buco. Il buco c'è perché nel 1967, se non mi ricordo male, hanno fatto uno scavo, e qui vi ho messo questa foto solo per farvi vedere quanto crescono le città nel corso del tempo. Hanno trovato dei resti, che vi faccio vedere in queste fotografie, che per quasi tutti è l'antico battistero, perché l'antico battistero, questi sono del IV secolo, per cui stiamo parlando esattamente dopo l'editto di Costantino del 313 che aveva realizzato il culto dei cristiani, e che era stato, sapete che prima ci si battezzava e poi si entrava nelle chiese, tra l'altro ci si battezzava per immersione solo due volte l'anno, prima della Pasqua e della Pentecoste. E per altri sono invece i resti di terme, quelli che noi stiamo vedendo. Altri ancora hanno detto che sono resti di un'abitazione, però ci sono molti indizi che siano invece un battistero, sia perché al centro, cioè in questa parte qui, c'è proprio una vasca circolare, l'impronta di una vasca circolare, poi perché ci sono tantissimi simboli, tra quali i pesci, che voi sapete che nell'iconografia cristiana ictus è l'acronimo di Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, il pavone che era il simbolo di Giunone, per cui dell'aria, ma che nella religione cristiana diventa il simbolo della vita eterna, i grappoli di uva rossa che ci ricorda il sangue che Cristo verserà nella croce, cioè ci sono talmente tanti simboli cristologici che viene da pensare proprio alla funzione del battistero. E vi volevo far vedere questo perché mi ha fatto pensare tantissimo, sta medusa, aspetta che l'ho persa, vedete qua nella parte centrale, e adesso questa ve la dico, cioè è mia, nel senso che probabilmente è la più grande stupidaggine che ho detto ultimamente, ma cosa ci fa lì una medusa? Allora io ho pensato che siccome i tentacoli divisi da 3 a 2 è il simbolo Cristo, il 3 è la triplice natura di Cristo, cioè la Trinità, no? Padre, Figlio e Spirito Santo, il 2 è la duplice natura di Cristo, che è il simbolo
che è più utilizzato della benedizione cristiana, però me la sono inventata io via pari, per cui aspetto che qualcuno mi dica che non è vero, ma non ho trovato altre giustificazioni. Sicuramente ti mancano dei tentacoli. Sì, ma ci sarà un perché. Lì vicino, nella zona che secondo Manzato era la zona dove c'era il teatro romano, ci sono pietre riutilizzate dappertutto. Vi ho fatto la foto di questa d'angolo, ma qui accanto abita una signora che conosco, questo è il suo ingresso della casa, poverina. È un duro lavoro, come si suol dire, ma vi coesione non fanno. Insomma, quando hanno restaurato questo edificio hanno trovato questo pavimento, che come vedete è un pavimento anche in questo caso romano, a testimonianza che appunto nella via della zona delle Canoniche c'è una montagna di cose, e quando hanno scavato negli anni 40 molte di queste cose sono finite nel museo diocesano. Ve le mostro velocemente solo per dirvi che non basta andare al museo, quello di Santa Caterina, la sezione archeologica, perché in realtà al museo diocesano c'è questa altra stele funeraria con una coppia che vedete raffigurata. Ci sono, questa è l'originale dell'iscrizione che vi dicevo prima, perché hanno lasciato fuori la coppia perché non si rovinasse, e c'è questa testa, c'è questa bellissima ara funeraria, perché questa è una qualità che è veramente molto alta. Guardate che qui ritornano per esempio il simbolo, vedete, chissà perché sempre le foglie a 3 lobi, no? Che vengono raffigurate insieme con i grappoli, o altrimenti questo che è del III secolo, che ci attestano proprio la frequentazione di questa zona della città di Treviso in epoca romana. Ma quello che vi ho detto dell'epoca romana, cioè l'importanza di questa città, voglio dire, la dobbiamo continuare a pensare per tutto il resto del tempo. Quando la città esce dai Cagnani, quando arrivano, siamo già appunto nel Medioevo, gli ordini mendicanti, che vengono letteralmente messi nei 4 cantoni della città. Se voi guardate la mappa è incredibile, perché? Perché sapevano che poi tutte queste chiese sarebbero state mantenute dalla gente che viveva attorno, per cui si sono proprio spartiti quelli che erano gli ambiti di competenza. I primi che arrivano sono i francescani, vengono messi fuori dalla zona della pescheria dove passa il Cagnan, addirittura poi sposteranno le mura per proteggerli, perché stiano all'interno delle mura. Poi arrivano i domenicani, qui è una foto piccolissima, scusatemi, che la chiesa che noi vediamo è la terza che è stata costruita tra 1303 e 1304, ma ce n'erano altre 2, sempre intitolate a San Nicolò, perché San Nicolò viene sempre invocato come quello che salva dalle alluvioni, e la zona dove è stata costruita era una zona paludosa, tanto che una via che si trova qui vicina si chiama via Isola di Mezzo, per cui i domenicani hanno avuto anche il compito di bonificare tutta quest'area che era molto vicina al corso del Sile. Poi arrivano gli agostiniani eremitani, che vengono messi dall'altra parte del Sile, quella che voi vedete è la riviera di Santa Margherita, e in quella che è una vera e propria isola, perché se voi lo guardate dall'alto il Sile si divide in 2 rami, e loro sono proprio all'interno, perché loro erano monaci, erano eremiti, per cui non volevano stare come i frati all'interno delle città per aiutare la gente, volevano stare all'esterno. Per cui qui si vede che il Sile, che per una montagna di tempo è stata anche la vera e propria muraglia di Treviso, e vicino alle quali c'erano tutte case torri che la difendevano, compresa la coderta che avevamo anche a Conegliano, diventa anche la divisione tra quella che era la città abitata e quella che era la zona isolata. Qui sulla sinistra quasi non si vede, ma c'era un altro monastero, che era un monastero femminile di San Paolo, le quali monache si sono molto arrabbiate quando le hanno costruito vicino un monastero femminile maschile, ma questa cosa ve la racconto un'altra volta. E sì, altrimenti lo finiamo proprio più. Però questa è il tratto della riviera di Santa Margherita, e vi ho fatto vedere questa zona dove tra l'altro prima dei bombardamenti della guerra c'era un bellissimo palazzo che era quello della famiglia Unigo, perché questa parte qui dietro è il colle di Sant'Andrea. Vedete che c'è proprio questo rialzo che è quello da cui ha avuto origine. Sì, perché uno non si rende conto quando cammina in giro per Treviso, ma in realtà come qui si vede perfetto. Speravo che tu avessi esattamente questa foto, perché dà l'idea che c'è una differenza notevole. Vi faccio un esempio: pensate che su Treviso non so, ma a Padova, che a voi sembra, magari quando andate a Padova da Prato della Valle arrivare fino in centro vi sembra che sia tutto piano, in realtà ci sono 9 metri di differenza. I depositi archeologici, la città cresce, non li fate tutti perfettamente, però il deposito archeologico della città cresce di 9 metri, perché il centro era il punto dove c'è l'insediamento più lungo. Qui a Treviso sicuramente minore, ma
questi dossi, questi colli, come li chiamano Giuseppe Cortieri, che hanno il loro nome, sono conseguenza di depositi golenali di Sile e Piave che nel corso di millenni hanno depositato sulle loro facendo delle anse, e qui l'uomo ha trovato quei posti all'asciutto che vi facevo riferimento all'inizio, vicino all'acqua, però in alto. in alto. Esatto. Allora, gli ultimi a arrivare sono stati i servi di Maria, che hanno costruito la loro chiesa sui ruderi del palazzo dei Da Camino, i quali avevano costruito il loro palazzo fuori dai canali, anche in questo caso nella parte esterna della città, e quando i figli del buon Gherardo, che noi ricordiamo perché è quello che ha ospitato Dante, si sono comportati male, i trevigiani hanno distrutto il loro palazzo ma avevano lasciato i ruderi perché rimanessero a monito di quello che succedeva a chi si comportava male a Treviso. Quando arrivano nel 300 i servi di Maria, gli dicono: vabbè, abbiamo già occupato gli altri 3 cantoni, andate lì, e li fanno costruire sul quarto lato, ma sempre fuori dall'acqua, per cui questi edifici hanno praticamente tirato la città, che ha cominciato a svilupparsi anche nella parte esterna. E a questo punto noi abbiamo anche 2 cinte, prima devo dire questo, che Treviso, proprio perché era una città molto ambita, ben posizionata, ricca d'acqua, fertile, aveva tantissimi motivi, ha visto passare tutti, cioè non ve li riassumo, ma è stato conquistato veramente non solo dagli Scaligeri, dai Carraresi, ma sono arrivati i Visconti, gli austriaci, c'è stato un passaggio continuo di truppe, gli ungheresi, di tutto, motivo per il quale i trevigiani si costruivano le case torri. Quella che voi vedete qua a lato è una delle 40 case torri che sono state costruite, almeno 40, perché il Canino ha trovato almeno 40 torri, però probabilmente erano molto di più che rimangono nella città. E questo è proprio per la presenza di quest'acqua. Sono stati costruiti anche molti di questi edifici. Questa è la famosa, quella che lo chiamiamo erroneamente la casa dei Carraresi, ma che in realtà era stata costruita da un notaio e che poi era stata usata come locanda, perché ha la faccia posteriore che noi non vediamo sull'acqua, no? Sulla zona della pescheria, e quella anteriore invece dove ritornano quelle famose colonnine del 1260 che vi ho detto essere dappertutto, ma che è proprio una casa fondaco, lo vedete, come quelle che c'era il fondaco dei turchi di Venezia prima che me lo distruggessero, proprio a testimonianza della ricchezza di questa città. E questo edificio è diventato una locanda che si chiamava la locanda alla Croce, nulla di sacro, sapete, solo perché si trovavano in croce, che era gestito da un francese che si era specializzato in clientela tedesca, perché uno dei motivi per cui Treviso è diventata ricca è che lungo l'Alemagna scendevano tutte le merci che venivano dall'Oltralpe, per cui metalli, pellicce, legname e quant'altro, venivano sdoganati a Treviso e poi lungo Sile arrivavano fino a Venezia, e noi su questa funzione di transito e di pagamento doganale abbiamo fatto le ricchezze. Lui, solo ospitando la gente, era diventato una persona ricchissima, tanto che dopo si costruirà la casa Caprittoni completamente affrescata che si trova accanto. Questa è Casa Boccaliero, una delle case più antiche della città, che ci dimostra che ancora prima dell'epoca veneziana, perché vedete che queste finestre sono ancora bizantine, ancora prima che Treviso diventasse la Urs Picta, si decoravano gli spazi, vedete queste 2 pietre forate, mettendo dei bastoni che reggevano stoffe preziose per abbellire la città nei giorni di festa. Anche questa l'affaccio con il portico sulla calle e l'affaccio posteriore che dà sul canale, perché veramente c'era questa simbiosi con l'acqua che era fondamentale. Poi arriva vicino al Museo Sacro. No, è vicina a... è vicina a Santa Caterina, è proprio sulla via che porta al Museo di Santa Caterina. E arrivano i veneziani ci fanno pagare delle tasse mostruose, però ci donano 400 anni di pace, motivo per il quale tutti vogliono venire ad abitare a Treviso, perché Treviso diventa la prima città industriale del nostro territorio. Nel 1400 c'era il consorzio delle 80 ruote, ma erano 84 i mulini che lavoravano per la città di Treviso. Treviso mette una sorta di piano regolatore che fa sì che le case vengano costruite con ordine, perché devono lasciare il posto per il passaggio dei carri, e i trevigiani si inventano i barbacani che gli permettono di guadagnare un po' di metratura nel piano superiore. La parola barbacane deriva da burk, che è un termine indoeuropeo che vuol dire protezione, che ha la stessa radice del burka, che secondo la loro mentalità protegge gli uomini dalla passione suscitata alla vista delle donne.
alla stessa radice della barchessa che nelle ville venete aveva lo scopo di difendere e di proteggere gli attrezzi agricoli e i raccolti, dei barchi, dei monasteri, che era il luogo dove i monaci e le monache potevano assistere alla messa senza essere viste. In questo caso proteggeva dalle intemperie. Questa foto è particolarmente significativa perché questa che vedete qua giù in fondo è piazzetta San Pio X, che è quella dove hanno trovato, penso, il maggior numero di reperti archeologici anche delle epoche più antiche di Treviso. E volevo dire solo che è stata talmente importante ancora prima dei veneziani che c'è stato pure Dante, perché era ospite di Gherardo da Camino, che è morto nel 1305, per dirvi quanto è importante è questa città. Ma non c'è stato solo Dante, c'è stato suo figlio, c'è stato Petrarca, è morta lì la figlia di Petrarca. A San Francesco abbiamo la tomba del figlio di Dante e la tomba della figlia di Petrarca, ci manca Boccaccio e poi li abbiamo tutti. Ma perché? Perché Treviso era importante, perché Treviso è stato uno dei primi centri universitari della nostra zona, è stato il primo luogo dove hanno tentato di creare una lingua sovranazionale che era il Veneto provenzale, dove anche i tiranni si occupavano, erano rimatori, dove c'è stato Sordello da Goito, dove c'è stata Cugnizza da Romano. Cioè voi dovete immaginare una città ricchissima, e era ricca, e siccome era ricca era anche colta, c'è sempre questo legame purtroppo che è molto difficile da sciogliere. E questa è la tomba appunto del figlio di Dante che vi volevo far vedere. Ma torno alla chiesa dei Servi di Maria, quella che è stata costruita all'esterno, perché all'interno c'è questo dipinto che inneggia i veneziani quando i veneziani tornano per la seconda volta, nel senso che c'erano già stati nella prima metà del 300, poi sono cacciati, ci sono gli Scaligeri, ci sono i Carraresi. 1388 per essere precisi, il 13 di dicembre noi torniamo sotto Venezia e facciamo finta di essere tutti felici. Allora voi vedete che dalle mura della città sventola la bandiera con il leone di San Marco, ci sono tutte le persone che guardano i veneziani che stanno tornando, e siccome questo bellissimo dipinto si trova all'interno della chiesa che vi ho fatto vedere prima, ci fa vedere che non era ancora stata completata la facciata, per cui noi abbiamo anche l'avanzamento dei lavori che è venuto all'interno. Ma noi sappiamo che tutti sono veneziani, e per celebrare i veneziani il 13 dicembre del 1389 viene inaugurata la chiesa di Santa Lucia, che qui vi faccio vedere dall'esterno, che in realtà pur di farla hanno trasformato quella che era una sala civica in chiesa, tanto che se voi entrate vi accorgete che la navata centrale è più stretta di quelle laterali, perché l'hanno proprio riadattata, ma doveva essere una captatio benevolenza nei confronti di questa serenissima, che devo dire ci aveva fatto anche pagare tanto tasse, però ci ha donato 400 anni di pace, e Treviso è diventata una città ricchissima. È diventata la famosa Urs Picta, perché prima della prima guerra mondiale hanno fatto un censimento e è risultata la città d'Italia che aveva il maggior numero di affreschi parietali. Qui ve ne ho fatto vedere uno solo a testimonianza. È una città che era stata cinta di mura già dagli Scaligeri. Questo è un breve tratto che rimane nei pressi della chiesa di San Nicolò, e periodo durante il quale voi dovete immaginare Treviso come un sole, nel senso che aveva queste mura che erano alte, strette, un po' come quelle di Castelfranco, perché nel 300 insomma la cosa importante era rendere difficile scalarle, e fornita di 13 porte, per cui immaginate veramente un sole. E cosa che viene completamente cambiata dai veneziani quando all'inizio del 1500 si mettono nei guai perché fanno arrabbiare Papa Giulio II, perché gli hanno preso 2 città della Romagna che gli appartenevano, e lui organizza la famosa Lega di Cambrai, che ce ne dà di santa ragione nella battaglia di Annedello del 14 maggio del 1509. I veneziani si trovano gli imperiali davanti alle porte di casa e decidono di costruire, di fortificare 2 città che sono Padova e Treviso, perché devono diventare gli ultimi 2 baluardi difensivi. E Fra Giocondo realizza queste strutture murarie che sono completamente diverse da quelle precedenti, molto basse, molto ciccione, perché hanno tutti i terrapieni, in modo tale che se sparavano, perché nel frattempo è arrivata la polvere da sparo, venivano bloccate le armi e i colpi, e circondate da mura, e poi capiremo meglio il perché, con il simbolo del leone di San Marco ovviamente dappertutto, e questo toro che voi vedete che aveva una duplice funzione. La prima era di formare come una sorta di anello che doveva essere il simbolo dell'unità di questa città. La seconda è di nascondere quella che è la differenza di inclinazione tra la parte bassa, che è più inclinata perché è più grossa,
e le mura superiori. E qui ho fatto vedere come è incastrato il toro, come facevano per sostenerlo. Ma queste mura sono caratterizzate dalla presenza di casematte, di bastioni, che hanno queste bocche di fuoco, perché servivano, perché se per caso voi fate conto che Fra Giocondo, facendo arrabbiare da matti la città di Treviso, quelli che abitavano fuori dalle mura, ha distrutto tutto quello che c'era fuori per 500 piedi, e aveva realizzato questa spianata che aveva moltissimi scopi, anche quello dell'avvistamento, però dopo vi darò il più importante. E sulle mura, metti che i nemici fossero riusciti a scavalcare il corso dell'acqua, che era molto più ampio del canale che si trova adesso, fate conto che comprendeva tutta l'ampiezza del Put, della strada che corre attorno alla città di Treviso. Nel momento in cui questi avessero cercato di scalare le mura, da qui uscivano le bocche del cannone che sparavano in infilata, per cui li avrebbero colpiti lateralmente, ma c'erano anche nella parte superiore. Però se voi andate avanti con le mura arrivate in questo punto che è il Ponte de Pria, dove si vede una cosa particolare, che il Bottenega, che è il secondo fiume di Treviso, entra all'interno della città e dopo all'interno della città si divide in 3 canali. Non entra tutto, una parte entra e una parte invece sta all'esterno per alimentare questo fossato. Cosa ha pensato Fra Giocondo? Ha detto: se per caso arrivano i nemici, io cosa faccio? Metto delle chiuse, che adesso vi faccio vedere, sulla parte interna, blocco il corso del Bottenega, allago tutta la campagna circostante e i cannoni praticamente per il peso si infangano, si bloccano e non riescono ad arrivare fino sulle mura. È stato geniale secondo me, lui corrispondeva con Leonardo da Vinci, stiamo parlando di un francescano straordinario nella costruzione delle strutture, ma che ha fatto tanto arrabbiare i trevigiani perché gli ha distrutto una montagna di case. Quartiere nord, sì. Cioè voi dovete immaginare che questo che voi vedete sono appunto le mura cinquecentesche di Fra Giocondo, che vanno come inquadramento anche temporale con gli stessi lavori che la Repubblica di Venezia fa fare sempre a Fra Giocondo tra Nervesa e Ponte di Piave, creando quel lunghissimo muro che uno magari non ci pensa ma è sempre lo stesso, che è il muro maestro o argine maestro sulla destra, e cresce su 9 livelli di gradoni. Se voi andate a Nervesa li vedete tutti i gradoni, in parte sono ancora coperti dalla ghiaia, e serviva per proteggere Treviso dalle alluvioni, perché adesso è cambiato tutto, ma a livello di topografico, se noi potessimo vedere, togliere tutto quello che c'è e tutti i lavori che sono stati fatti in seguito, scopriremo che dall'altezza a sopra Spasiano, a nord di Spasiano, in realtà il territorio dimostrava la presenza del vecchio paleoalveo del Piave che andava verso Treviso. Quindi immaginate, se il Piave avesse rotto, avrebbe trovato questa fantastica e naturale valle che avrebbe portato a allagare Treviso con tutte le problematiche che ci sono. Una cosa interessante, lui fa costruire questo grande muro, fa costruire le nuove mura, che se mi puoi tornare indietro di qualche foto, non neanche di tante, qui ecco, torna quell'altra, guardate, allora, buona parte di tutti i mattoni impiegati per le mura, se voi andate adesso ci sono anche le che organizzano... Io. Sei tu e certo. No, nel senso che io ho superato l'esame della Treviso sotterranea e mi permettono di portare. Io l'ho visto con l'Istituto Italiano Castelli che ci avevano portato. Se gli andate vicino lo vedete, perché quando camminate lungo tutta la parte, è interessantissimo perché si nota che sono tutti mattoni di ripiego. Perché? Perché hanno demolito le mura medievali, hanno preso tutto il materiale con cui ha costruito il quartiere nord, facendo giustamente arrabbiare i trevisani che abitavano lì, e hanno costruito impiegando tutto il materiale, perché come ha detto giustamente lei, con la polvere da sparo le mura alte non servivano più a niente, anzi diventavano un problema e un pericolo per chi stava dentro la città. Meglio le murature miste per l'assorbimento dei colpi. Vi aggiungo un'ultima particolare: voi vi ricordate che volevano costruire il parcheggio interrato della porta, volevano costruirlo. Poi, no, ripeto, non è che sono stati cattivi quelli della sovrintendenza, ma c'erano dei problemi statici, ma anche
di storie archeologici notevoli, perché voi adesso, come ha detto giustamente Laura, il PUT occupa man mano ristretto quello che è lo spazio del fossato. Bene, se voi andate non dalla parte della porta, ma dove finisce il ponte, in realtà guardate, L'ha fatto la foto. ce l'hai, che continua, Sì. solo che il comune a Treviso nessuno si era preso la briga di andare a capire se continuavano, non avevano regolato gli archivi, in realtà ci sono queste mappe Sì, sì. conservate Sì, 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 perfettamente, quindi hanno mantenuto la situazione, per fortuna, che rispetta quello che, perché sì, va bene, adesso non ci servono i parcheggi, Sì. però noi dobbiamo pensare che non è che dobbiamo distruggere tutto quello per la necessità immediata, dobbiamo conservare qualcosa anche per il futuro, perché magari in futuro non avremo più tutta questa necessità di auto Parcheggi, esatto. o di parcheggi e ci troveremo con degli spazi enormi. Quindi interessante però questo bellissimo primo piano in cui si vede questo reimpiego del materiale, perché anche qui dove vedete c'ha proprio il livello ancora conservato, sono tutti pezzettini reimpiegati, perché il materiale era... Le mura sono fatte proprio come una cipolla, si vedono i vari strati, Sì. disordinati, proprio sempre più ordinati fino alla camicia che è perfetta. E sotto si vedono tutti i pezzi, addirittura con le colonnine, le cose Sì, incise, poi dopo non cioè- ci sono, se voi andate qua vedete che sono impiegati anche infilati dentro Sì. sui letti di pose, sono frammenti di cuppi o pezzi di roba romana trovata là, cioè c'è un Sì, impiego tutto. totale. Ecco, sono arrivata, non ve le faccio vedere tutte e tre per motivi di tempo, ma quella che fosse la porta più bella, che porta a San Tommaso, perché una delle cose che ha fatto Fra Giocondo è ridurre il numero delle porte, che sono diventate solo 3, e questa è una porta che è stata realizzata in un momento preciso, che è il 1517, non è un caso, perché nel 1516 con la pace di Noyon non siamo riusciti a convincere il Papa a passare dalla nostra parte, per cui Venezia si è salvata. E Venezia, che è bravissima nel raccontare frottole, vende questa vittoria, che è stata una vittoria diplomatica, come una vittoria militare, per cui riempie Treviso di archi di trionfo. Quello che voi vedete è esattamente un arco di trionfo, e dove vedete che c'è un leone di San Marco che fa fatica a starci, perché in realtà quello originario è stato scappellato dai napoleonici, allora ne hanno preso uno delle mura e l'hanno messo lì a forza, ma è come, insomma, fa un po' fatica a starci. E quello che diceva lui, immagino che sia questo, Sì. che se voi guardate la porta di San Tommaso, qui si vedono le prime 2 arcate, però vedete che qui continua con la terza, perché in realtà questa era col ponte levatoio, e qui c'erano 5 arcate che ricoprivano tutta la parte dove adesso c'è il PUT, perché il canale era molto molto più ampio. Vedete che qui è anche riportata la data del 1518 di quando è stata fatta questa porta, che poi mi fa morire, perché dentro, dove c'erano i trevigiani, tutta scritta in latino, perché erano i cittadini fuori, che da dove arrivavamo noi, porta di San Tommaso con una M sola, cioè, mi fa sempre molto arrabbiare questa cosa. Vedete che anche qua i leoncini poverini li hanno scarpellati anche loro. Scusa, Sì, noi avevamo la porta del Pinocchio. appunto, sì, E quelli derivano dalla campagna il Pinocchio di qualcun altro, per cui non cambia di C'è sempre qualcuno sotto. ognuno il Pinocchio di qualcun altro. E io volevo far vedere che se la porta è di San Tommaso, e vi dico perché è San Tommaso, perché è San Tommaso Becket, stiamo parlando di un arcivescovo che è stato ucciso dagli inglesi nella cattedrale di Canterbury, e siccome questa porta è stata fatta nel 1518 è quando stavamo cominciando a litigare con i protestanti, per cui dedicare la porta a uno che si era sacrificato per la religione cattolica ci sembrava molto importante, no? Però se io ho la porta di San Tommaso, che santo mi troverò sopra la porta? San Paolo. Perché? Perché chi l'ha fatto fare si chiamava Paolo Nani, che era un podestà, e sapeva benissimo che se avesse messo il suo nome i veneziani gliel'avrebbero scaprellato, come avevano fatto per la porta dei Santi 40 l'anno prima, per cui ha messo il suo santo eponimo, tutti sapevano che l'aveva fatto lui e nessuno aveva il coraggio di tirare giù San Paolo che era sopra, che è un modo un po', possiamo dire, molto pragmatico di usare la religione, questo leone ciccione, come questo qui. Se voi entrate all'interno della porta, voi vedete questa Madonna con questo bambino che sembra cadere, perché è il simbolo della situazione di pericolo in cui noi ci trovavamo in questo periodo. E la Madonna è circondata da San Liberale e da San Marco, chiaramente, che sono quelli che voi vedete con le bandierole. Questo è quello che ha fatto costruire la porta insieme con suo figlio, e questa è la Maddalena, che è una chiesa che era dedicata ai Templari, e per quello ho messo questa iscrizione,
perché era stata distrutta per poter fare queste strutture. A Treviso c'erano 3 chiese di pertinenza dei Templari, che è pazzesco. Perché? Perché in realtà la Maison di San Polo di Ornelle, il tempio che noi abbiamo, era la più grande Maison templare in Italia, a parte quella di Perugia. E i Templari cosa facevano? Arrivavano a Treviso utilizzando tutti i canali che erano navigabili, come la Lia, che adesso non badiamo più, ma era importantissima. A Treviso si imbarcavano, lungo Sile arrivavano a Venezia, da Venezia partivano per il resto del mondo, per cui in realtà la presenza templare nel nostro territorio è importantissimo anche per le acque, per cui lo volevo fare il collegamento. Siamo sul ponte de Pria, quello di prima, che forse si chiama così perché era di pietra, e da lì si vede che l'acqua entra e si divide in 3 canali. Allora, se il Sile ha avuto prevalentemente uno scopo militare di difesa, e io la chiamo l'autostrada che ha sempre portato la gente avanti e indietro, il Bottenega, che è quello che è la corrente più forte, è sempre stata la zona, permettetemi il termine, industriale del nostro territorio, è sempre quella che è servita a fare le cose, per cui mi volevo far vedere l'immagine di questo mulino, che in realtà ha 2 ruote perché ne ha uno a destra e uno a sinistra, che si trova sul ponte di San Francesco, che è uno degli 84 mulini che vi dicevo lavoravano per questa città, facendo cosa? Macinando il grano, ovviamente, follando i panni, perché si usavano dei martelletti che rendevano infeltrita la lana, perché il tessuto infeltrito valeva più di quello morbido, perché era impermeabile e più resistente. Io con le mie lavatrici nel Medioevo avrei fatto i miliardi, sono solo nata nel momento sbagliato, lo dico sempre, e faceva la carta con la bambagia, esattamente come a Fabriano, cioè si facevano queste cose nel nostro territorio. Poi ve ne dirò anche altre però. E altre immagini di mulini, e questa è immagine piccolina per una delle zone più belle di Treviso, che è i Buranelli, che ci parla appunto di una colonia proveniente da Burano che si era stabilita qui, ma che qui svolgeva 2 attività diverse. Perché io con il mio faccio touch, esatto, qua lo so. La prima era la vendita del pesce, noi siamo sempre stati bravissimi venditori di pesce, Treviso è un'ottima piazza. La seconda è che Treviso si è trasformata nella lavanderia di Venezia. Voi dovete immaginare che Venezia nel 1500, 180.000 abitanti, io lo dico sempre perché Roma ne aveva 50.000 in quel periodo, ok? Ogni veneziano aveva a disposizione, per fare quello che noi oggi facciamo con 270 litri di acqua a testa al giorno, ne aveva a disposizione 5. Per cui capite bene che dopo aver bevuto e fatto da mangiare, poco rimaneva per lavarsi, pazienza, tanto si pensava che l'acqua facesse male alla salute, per cui va bene, ma pochissimo avevamo per lavare i panni. Per cui i famosi burci che scendevano fino a Venezia con le nostre merci, ritornavano indietro trainati dei buoi che camminavano sulle alzaie e ci portavano i panni sporchi dei veneziani. Noi ci siamo lavati letteralmente i panni sporchi degli altri, e tutte queste cose che voi vedete qui, e ce ne sono in tutta la città, sono i lavatoi dei fortunati che avevano l'affaccio sul canale, perché dopo aver fatto la lisciva bastava che si sporgessero, intingevano i panni, sciabordavano i panni e erano a posto. Per cui uno dei compiti che abbiamo avuto noi con l'acqua, con la tanta acqua che abbiamo, è stato quello di lavare i panni dei veneziani. Altra cosa, questo è il ponte di San Francesco, ve lo nomino perché qui dentro abita De Bracklin, che è quello che ha la gioielleria, tanto per non farsi gli affari degli altri, il quale molto gentile, quando sono andata a visitare casa sua, mi ha detto che lui ha trovato i forni in cui venivano cotti i colori, perché qui si lavoravano i tessuti. Nell'occasione in cui ho incontrato lui, ho conosciuto la signora che ha comprato questa casa qui, che adesso hanno appena restaurato, la quale ha trovato i documenti che questa casa era il fondaco di Treviso. C'era la casa di pertinenza della città, che veniva messa a disposizione degli stranieri e dei forestieri, dove trovavano accoglienza, potevano dormire, mettere le loro merci al sicuro, ma con la scusa di proteggerli di notte si chiudevano le porte e così si controllavano. Se vogliamo andare in epoca più recente, 1760 apre qui proprio al ponte di San Francesco la fabbrica Fontebasso, che faceva le terraglie ricoperte di le ceramiche, le brocche che abbiamo in tutte le nostre taverne. Avete presente? Quando il capello tira il bianchino, lascia la donna, prende il volvino, ecco quelle robe lì, che è una produzione che ha dato da lavoro a centinaia di persone
a Treviso, che poi è stata assorbita dalla Tognana, ma che ha lavorato tantissimo, e che era una delle tantissime fabbriche che c'erano, perché non parliamo solo della Gregori, parliamo per esempio della Rossi Rubelli, che era a Fiera, cioè tutte le zone dove c'è l'acqua era funzionale alla realizzazione di quelle che sono state le prime fabbriche per la produzione del nostro territorio. Ah, che è successo qua? È un video? Non doveva esserlo, lo sarà, per cui saltiamolo. Chissà che cosa ho fatto. Poi andiamo a quella dopo. Ah sì, vi volevo far vedere questa cosa che nel 1919, quando prima dell'autarchia fascista decidono di usare il piccolo dislivello del Cinecittà per realizzare energia elettrica e ancora funzionante, ogni tanto anche visitabile, si trova proprio sulla riviera di Santa Margherita. E chiudo perché altrimenti andrei avanti 2 giorni, avete capito? E che di tutta quella che è la storia di Treviso, che è una città meravigliosa, che ha tantissimo da raccontare, da raccontarci veramente. E a me ha colpito che quando Dante viene a Treviso, e noi sappiamo che è stato Treviso, e quando vuole nominarla, non la nomina per nome, ma parla di lei dicendo che tutto quello che sta raccontando è successo ove il Sile e il Cagnan si accompagnano, che è esattamente il punto dove è stata presa questa fotografia, dove il Cagnan, che quando piove ha delle acque, ha delle torbide di sospensione, si unisce col Sile, e siccome qui la corrente è molto forte e il Sile è sempre limpido, le 2 acque scorrono insieme ma di 2 colori diversi. E è la prova provata che Dante sia stato qui, perché non avrebbe mai potuto dirlo se non l'avesse vista questa cosa. E lui la dice perché in realtà è un simbolo. Lui sta dicendo che a Treviso persone che stavano litigando per motivi religiosi, io ricordo sempre che Dante stesso aveva mandato in esilio Cavalcanti, che prima era il suo grande amico, avevano potuto ricominciare a camminare insieme, ma mantenendo ognuno le proprie caratteristiche, come il Sile e il Cagnan che si accompagna, che se ci pensate è il simbolo del più bel rapporto d'amore o di amicizia, perché volersi bene non vuol dire guardarsi negli occhi, quello è l'innamoramento. Volersi bene vuol dire guardare nella stessa direzione, proprio come questi 2 fiumi. E il Sile e il Cagnan sono il simbolo di una città di fiume, che è stata una città che in tutta la sua storia ha fatto delle sue acque la sua ricchezza e la sua cultura. E qui mi fermo. Grazie Laura, veramente esaustiva questa tua presentazione. Ecco, noi abbiamo completato, adesso che siete caldi, rifacciamo un altro applauso a Laura. Un altro applauso lo facciamo a Michele, perché ha condotto questi mesi incontri. Abbiamo visto e conosciuto Pordenone, Concordia e Treviso, quindi 3 appuntamenti molto interessanti. Ecco, la nostra associazione, naturalmente sapete tutti che è in custodia del cimitero ebraico antico di Conegliano, che promuoviamo le visite tutte le prime domeniche di ogni mese al mattino. Andremo a Concordia andremo ad Aquileia il 5 aprile per una visita guidata ai siti archeologici di Aquileia, quindi chi vuole aggregarsi può farlo, e può anche iscriversi chi vuole alla nostra associazione. Abbiamo tanto lavoro da fare e adesso cresce sempre di più man mano che le ricerche d'archivio vengono portate avanti, e tanti nostri soci ci stanno lavorando veramente tanto. A voi tutti grazie della presenza, mi auguro che il prossimo anno proporremo altri interessanti incontri, vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie.